Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, i ricchi non piangono mai. Perché questo titolo? Questo titolo è un po' una fusione di strategie finanziarie e strategia esoterica, ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi vuole indicare di iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano, del canale di Illegale, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Face, in Telegram e anche chiaramente nel sito capitano.altervista.org dove trovate i link qui sotto in descrizione per poter venirci a trovare e chiaramente nel sito capitano.altervista.org ci sono 20 ebook che parlano e descrivono e hanno dei circuiti radionici, quadranti e radiostesici e in più abbiamo anche una zona nel sito capitano.altervista.org shop dove si possono acquistare dei servizi di legare Marietto Venezia. Ormai ne hanno già scaricati più di 150.000 di ebook gratuiti, alcuni sono di chirurgia, 4, altri sono di radionica e altri di quadranti radiostesici. Bene, possiamo iniziare a parlare perché i ricchi non piangono mai. Allora, ormai noi a livello materiale, ormai noi abbiamo capito che ci sarà molto probabilmente una mega patrimoniale nei prossimi mesi. Adesso ci stanno facendo il solletico, ma ci stanno già spiegando che non questa, ma molto probabilmente la prossima patrimoniale, noi praticamente, non noi, ma solo i ricchi verranno aggrediti, cioè nel senso che gli verranno a toccare qualcosa che hanno nelle banche. Però è chiaro che chi sa qualcosa di economia sa benissimo che quando uno è bello paccioccone, sa anche come, non dico nascondere qualcosa, non dico portare in giro all'estero qualcosa, non dico far scatole cinesi, no, però diciamo che hanno l'occhio vispo e quindi sanno come evitare certe scivolate. Chiaramente ci vogliono far passare il messaggio come se solo i ricchi dovessero pagare queste patrimoniali, ma e dopo è chiaro che sceglieranno il ceto medio, no? Quello che ha una casa in più, quello che ha una casa di vacanza, quello che ha un piccolo gruzzoletto oltre la casa di famiglia. E quindi veramente vogliono in certo senso, non dico aggredire, non dico portare via, ma è chiaro che se noi non abbiamo la stampante del denaro e dobbiamo pagare certi interessi a qualcun altro, dei poteri forti, qualcuno deve piangere. E questo è il titolo, i ricchi non piangono mai. Ma su questo siamo tutti d'accordo ormai, basta aprire il telegiornale, c'è un bel Covid, c'è un bel problema finanziario e qualcuno deve pagare. Ma visto che i ricchi non piangono mai, allora tu che mi stai guardando, se hai più di 100.000 euro in banca o hai una casetta a destra e a sinistra, incominci a pensare che i ricchi non piangono mai. Ma cosa c'entra con l'esoterismo? È praticamente collegato, perché anche le persone che nell'esoterismo si blindano, diventano ricche a livello esoterico, nel senso che applicano certi concetti, certi circuiti, certe protezioni, chiaramente hanno sempre meno problemi di altri. Quei, come si dice, non giullari, non cantastorie, ma quei personaggi che vanno in giro sui social, no? Che portano dietro molti altri con angeli colorati, vogliamoci tutti bene, mettete il nome dentro questi pezzi di ferro da New Age che poi dopo ti faccio unire con Caio Sempronio, l'amante, destra e sinistra, stanno portando lontano le persone dalla vera ricchezza esoterica, dalle vere conoscenze che magari hanno 30.000 anni, no? Hanno comprato un libro della serie, vogliamoci tutti bene, un libro della serie le energie, salto quantico, alziamo le vibrazioni, no, ma quello non è ricchezza, quello è in un certo senso depistare il messaggio della realtà. Allora, abbiamo scoperto che i ricchi nella prossima patrimoniale la scriveranno, no? Perché sapete che uno non è che arriva ad avere un certo patrimonio perché è addormentato. Uno deve avere un certo patrimonio perché quando poi vuole lasciare questo piano materiale andare in basso astrale, secondo il Marietto. Però diciamo che non pagherà le tasse e quindi varranno a prendere il ceto medio. Invece gli esoteristi, che non gliene frega niente la materialità, ma vogliono avere la ciccia esoterica buona, le protezioni buone, devono cominciare adesso
che stanno bene e stanno vedendo arrivare la cioccolata, la Nutella, incominciare a proteggersi con circuiti radionici del vostro maledetto veneziano, oppure se hanno qualche soldo in più, creare o comprare dei sigilli o attivarsi dei riti propiziatori, perché la botta sta per arrivare. Ma vi ho già spiegato che i ricchi non piangono mai, allora qualcun altro dovrà piangere con queste prossime patrimoniali. E visto che hanno già deciso di aiutarci a vedere come vive la Grecia, bisogna attivare sia il discorso di capire bene come non mettere sotto il cuscino gli euro, no, per non farsi rifregare dall'Europa. No, questo non ve lo consiglio, mostro Marietto, ma diciamo di attivare quei circuiti e quei sigilli, o anche il ciondolotto che va molto bene, per proteggersi non dal fatto materiale, ma dal fatto esoterico, perché quando uno è ricco a livello esoterico vibrazionale, non piangerà per i prossimi periodi di pioggia di cioccolata. Quindi, quando piove cioccolate, i ricchi scappano, cioè non scappano loro, scappano i loro fondi, cioè voglio dire, la loro liquidità, no? E vanno a prendere il ceto medio che dovrà essere praticamente derubato in un certo senso, chiamatelo poi come volete, no? Nell'esoterismo, che praticamente va a pallino, cioè va praticamente insieme, dovete capire che quelle persone che sono ricche a livello esoterico, hanno coscienza a destra e a sinistra, devono praticamente alzare gli scudi, non scappare perché non ne hanno bisogno, ma alzare gli scudi con sigilli protettivi, circuiti protettivi, il ciondolotto, lavaggi di purificazione vibrazionale. Veramente tutto un costo perché anche i ricchi hanno dovuto pagare qualcosa per diventare ricchi. Capite? Quindi ricordatevi cosa vi dice Marietto, i ricchi non piangono mai adesso, i ricchi materiali piangeranno dopo nel basso astrale, e questo non è un discorso di cattolicesimo, di chiesa di Stato che punisce i ricchi, è perché chiaramente se una persona ha più del necessario non è abbondanza, ma è una distorsione proprio vibrazionale, cioè ci vuole l'abbondanza che è l'equilibrio del benessere, no? Quando voi diventate ricchi, quella è una distorsione proprio materiale, cioè a livello vibrazionale siete come quelli poveri, sono distorti a livello vibrazionale della povertà, e quelli ricchi sono lontani abbondanza, sono in una distorsione materiale, no? In una, come si dice, deficit, nel senso che non sono dentro l'abbondanza e quindi non hanno benessere, no? Però loro non piangeranno mai a livello materiale, piangeranno dopo in basso astrale. Invece i ricchi esoterici, quelli che seguono il Marietto, il Degardo, altre persone divulgatrici di esoterismo, chiaramente si sono ben blindati, non piangeranno mai di qua e non piangeranno mai di là. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.